Favaro Costruzioni Generali nasce nel 1994 come una ditta, un'impresa edile specializzata nel settore delle costruzioni, sia civili che industriali, e implementa, diciamo, la parte degli scavi e dei movimenti terra circa un paio d'anni fa. Siamo specializzati nell'ambito civile, case, ristrutturazioni, nuove edificazioni, e nell'ambito industriale come capannoni, piccoli siti industriali, mentre negli scavi e movimento terra abbiamo macchinari nostri per tutto quello che riguarda opere di urbanizzazione. Il passaggio generazionale che abbiamo avuto all'interno della Favaro Costruzioni passa un passaggio di commesse da mio papà, che gestiva prettamente la parte edile in senso stretto del termine, come anche lavoro in cantiere, il mio ruolo all'interno dell'azienda di famiglia, come anche una visione più a 360 gradi del lavoro, quindi un implemento della parte progettuale, della parte direzionale e anche amministrativa. All'interno della nostra attività formiamo il personale e cerchiamo sempre di rimanere aggiornati a quelli che sono sia gli standard costruttivi sia anche ai percorsi formativi. Abbiamo una collaborazione fatta circa un paio d'anni fa con Scuola Edile Padova per il progetto formativo Alternanza Scuola-Lavoro. Abbiamo ospitato un ragazzo in particolare che siamo orgogliosi di aver portato, oltre alla formazione completa in alternanza scuola-lavoro e poi apprendistato, adesso si è aperto un'impresa individuale. Attualmente il mercato delle imprese edili trova difficoltà nella ricerca del personale, perché credo che manchi un pizzico di motivazione e di dedizione a quello che è un lavoro del passato. Vede al futuro con nuove tecnologie, ma rimane un lavoro manuale. Saremmo molto orgogliosi noi di ospitare nuovi giovani. Siamo anche contenti e fortunati di aver trovato due ragazzi volenterosi, ed è quello di cui abbiamo bisogno adesso. Ciò che ci accomuna all'interno della Confartigianato Giovani, e non solo nel settore edile ma anche in tutti gli altri settori, è il fatto di accomunare esperienze, condividerle e cercare di fare tesoro e anche trovare nuove risorse per poter affrontare delle problematiche, seppur in ambiti diversi, simili, come dicevo prima. Creare questo tessuto di connessione tra le varie figure è un percorso che secondo me porterà il mondo dell'artigianato su una nuova visione.